Vogliamo un futuro qui, recita lo striscione esposto sul ponte di Rialto da studenti universitari provenienti da tutto il Veneto per denunciare ancora una volta il caro affitti e tutte le altre spese che dai libri di testo ai trasporti rendono sempre più difficile l'esercizio di quello che dovrebbe essere il diritto allo studio. Noi vorremmo un futuro qui, vorremmo viverci, ma in queste condizioni chiaramente siamo costretti ad andare altrove. Il 65% degli studenti che non hanno beneficiato di una borsa di studio pur essendo idonei è in Veneto, 3.247 su un totale di 4.900 a livello nazionale, un primato che ha scatenato le polemiche in Consiglio regionale. La situazione a Verona è drammatica per quanto riguarda la residenzialità pubblica. Abbiamo ormai un ateneo in continua crescita con più di 30.000 studenti e solo 466 posti nelle residenze pubbliche convenzionate. E a Padova com'è la situazione? Disastrosa. Le case costano troppo, non ci sono e quelle poche che ci sono costano tra i 400 e i 500 euro. È una situazione ormai che è ingestibile. Io studio architettura a Venezia. Sono tra le persone più fortunate e per una stanza di 9 metri quadrati pago 425 euro al mese, in un appartamento condiviso con 5 persone. Sul ponte di Rialto appare anche una tenda da campeggio, simbolo qualche mese fa delle prime proteste contro l'emergenza abitativa, ma le difficoltà ci sono anche per i pendolari. Io sono di Jesolo, Dove studi? cinese qui a Ca' Foscari a Venezia. Gli abbonamenti sono davvero aumentati molto e infatti c'è stato un aumento di credo il 10% rispetto agli anni passati. Quest'anno pago 72 euro al mese, che per 10 mesi che pago di università sono 720 euro all'anno. 400 euro di libri scolastici sono troppi, è un cartello con questa scritta. Sì, spendere così tanti soldi in libri diventa difficile per la maggior parte delle famiglie, è un peso importante. Gli studenti universitari di oggi sono nati in anni in cui il nostro paese era già in crisi di nascite e a giudicare dalle difficoltà che devono affrontare loro e le loro famiglie appare lecito porsi qualche domanda. La maggior parte di quelli che dovevano essere i fondi del PNRR per andare a finanziare proprio la costruzione di residenze universitarie sono stati sostanzialmente dati a degli enti privati per costruire residenze universitarie private. Pagare una singola 900 euro al mese non è un servizio, è un privilegio di pochi.